Buongiorno a tutti e grazie ovviamente a Lega Coop di questa opportunità di poter raccontare questa nostra esperienza di worker buyout e un ringraziamento a Franco Mognato, al direttore, e a Davis Rizzo che ci hanno accompagnato per mano in questa avventura sicuramente molto molto complessa. Chi è la Zanardi? La Zanardi è un'azienda storica di Padova che produce libri di pregio, libri d'arte diciamo che vanno sul mercato in generale dai 500 ai 1000, 2000, 5000 euro. Quindi sono libri che rappresentano una nicchia nel mercato mondiale e hanno delle dimensioni le più disparate. Questa azienda è partita negli anni 60 ed è cresciuta come punto di riferimento per tutto il mercato mondiale. Di fatto questa azienda ha un mercato che per il 90% è export in tutto il mondo. Dicevo, è cresciuta come punto di riferimento per tutti i grandi gruppi editoriali. I clienti in generale della Zanardi erano il gruppo Hachette francese, Gallimard, Taschen, Rizzoli International, quindi tutti clienti che rappresentano sostanzialmente l'editoria mondiale. Per diciamo, una serie di ragioni finanziarie e di gestione, e ovviamente anche per quanto riguarda la crisi che che è arrivata in questi ultimi anni, questa azienda ha presentato all'inizio di quest'anno, a gennaio, concordato in bianco, quindi di fatto ha deciso di chiudere l'azienda. L'azienda facciamo un fatturato di circa 15 milioni di euro di euro e aveva un organico, dopo una serie di tagli, di circa 115 persone nell'ultimo anno 2013, tanto per dare un'idea delle dimensioni. A gennaio quindi decide per il concordato e quindi tutte le persone, queste 115 persone, andavano a casa. Perdevamo questo mercato e queste competenze perché in Italia e in generale all'estero di competitor che fanno questa tipologia di prodotto ce ne sono 3. E quindi a Padova, e questa azienda aveva anche un altro stabilimento a Magnago, a Padova perdevamo ovviamente delle competenze che effettivamente ce ne sono molto molto poche in tutto il mondo. Quindi praticamente questi lavoratori assieme a un consulente che era stato l'anno scorso preso dalla Zanardi e che ha preso a cuore questa iniziativa, mi hanno contattato per vedere e presentarmi un progetto di costituzione di una cooperativa per riuscire a salvare questi posti di lavoro. Lega Coop ha fatto un incontro con tutti i lavoratori più o meno a marzo-aprile di quest'anno per spiegare cosa significava fare una cooperativa a delle persone che di fatto per 30 anni, 40 anni hanno fatto il dipendente sostanzialmente. E questo è un aspetto critico nel nostro progetto, perché abbiamo dovuto passare un momento di cambio di mentalità e non è stato facile. Dopo questa diciamo, riunione, dai 100 e passa persone, una settantina ha deciso di partire, di avventurarsi, quindi di mettere la propria mobilità, quindi da 1 anno o 3 anni a seconda dell'anzianità della persona, come capitale di rischio per poter far partire questa iniziativa. E quindi passare da dipendente a imprenditore. A maggio di quest'anno, il 26 di maggio di quest'anno, siamo riusciti a costituire la cooperativa davanti a un notaio e abbiamo iniziato il nostro percorso, io lo chiamo burocratico, per riuscire a far partire una iniziativa che di fatto partiva con che capitali? Competenze molto specifiche, un mercato già in mano perché c'è una serie, questa azienda lasciava una serie di contratti ovviamente alla Zanardi, e quindi mercato e competenze, mercato estero e competenze.
Questo indubbiamente ha fatto sì che da una parte io, manager in altra azienda, prendessi a cuore questa iniziativa e decidessi di cambiare, lasciare il mio incarico in un'azienda di Feltre e dare una mano a questa azienda, a questi lavoratori che volevano partire. Quindi a giugno abbiamo iniziato il nostro percorso e a luglio abbiamo fatto il primo passaggio con i sindacati, elemento molto importante perché abbiamo dovuto trovare un accordo con sindacati e tutti i dipendenti della vecchia Zanardi per poter poi presentare una richiesta di affitto di ramo d'azienda al tribunale che aveva in mano il concordato. Questo passaggio siamo riusciti a farlo con l'aiuto di Lega Coop, con l'aiuto dell'assessore provinciale al lavoro di Padova, con l'aiuto del direttore dell'INPS di Padova, perché questa attività e questo accordo ha richiesto più incontri e più passaggi. Abbiamo dovuto spiegare molto bene ai lavoratori cosa significava fare questo passaggio. Dopodiché al 1° di ottobre siamo riusciti a presentare l'istanza in tribunale per poter avere e richiedere il affitto di ramo d'azienda e al 31 di ottobre abbiamo ottenuto l'autorizzazione del Tribunale di Padova e il 1° novembre siamo riusciti ad accendere le macchine finalmente. Quindi da 26 di maggio siamo riusciti ai primi di novembre a partire con la nostra iniziativa. È stato molto difficile perché il mercato ovviamente non aspettava e tante commesse le abbiamo perse, però tanti nostri clienti, soprattutto quelli stranieri, hanno creduto in noi e ci hanno aspettato. E ieri, 1° di dicembre, abbiamo spedito le prime fatture, abbiamo fatto la prima somma di fatturato, finalmente molto interessante. Abbiamo presentato un piano un business plan e un piano operativo per poter prendere e avere degli aiuti finanziari per l'acquisizione degli impianti e per avere il cash necessario per poter far fronte alla operatività dell'azienda e qui indubbiamente abbiamo lavorato con Lega delle Cooperative, Cooperfidi, Coopfond e CFI che ci hanno permesso hanno rischiato assieme a noi la stessa quantità di capitale che i lavoratori hanno messo sul piatto. E questo è stato un passo, qui voglio sottolinearlo, molto importante, la celerità con il quale sia Coopfond che CFI ci hanno messo a disposizione i loro fondi. A fine luglio noi avevamo già le delibere di entrambi gli enti. Altro elemento importante, l'accesso al credito. La banca che ci ha supportato è stata Banca Etica che di fatto, ho visto, hanno lavorato e lavorano in maniera molto stretta con sia Cooperfidi ma con Lega Coop e ci hanno permesso di partire perché indubbiamente il 1° di novembre noi abbiamo acceso le macchine ma abbiamo dovuto acquistare carta, cartone, colla, tutto quello che ovviamente è necessario per poter produrre e spedire i nostri prodotti. E quindi questo è stato fondamentale, anche in questo caso Banca Etica è stata, io ho parlato prima col direttore, sicuramente molto flessibile e molto aperta nel capire e leggere il nostro business plan, capire le potenzialità del nostro piano operativo. Ecco, a questo punto effettivamente noi abbiamo passato tutti questi, io li chiamo ostacoli, ma che ci hanno permesso il 1° novembre di partire e adesso abbiamo davanti circa 2 anni di lavoro per riportarci più o meno la stessa occupazione che c'era prima della costituzione della cooperativa. Siamo partiti in adesso 25 persone,
della settantina di persone che hanno aderito a questa iniziativa. Pensiamo alla fine del 2015 di arrivare a circa 45-50 persone e poi di arrivare nel triennio a riassorbire tutta la forza lavoro della Zanardi. Ecco, io avrei terminato il mio intervento e vi ringrazio ancora per la vostra disponibilità.